Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Questa puntata di oggi di Cosas Bellas è venuta a Pattada in Monte Acuto, un luogo bello di spanto. Questo luogo in 1707 nasce Pedro Pesurzi, a Nessa Berrinari nasce a Bantino, una bidda, un bruco in noi accanto, ma in 1749 invece padre Luca Cubeddu, un'altra pinna manna, un poeta di noi. E infatti ogni anno si organizza un premio proprio di poesia e noi siamo venuti in noi innanzi questa gresia di Santa Sabina, dove si fa una festa a manna su 29 sul mese di agosto, è una festa intendiameta di tutto il popolato di noi di Pattada. Ma noi siamo venuti a Pattada per conoscere meglio su quest'arte dei sgorteddu, su questa pattadesa, delle resoias. Poi da noi c'è proprio sul museo Culter, c'è sul laboratorio, ma un'esposizione manna di sgorteddu pattadesus, i sgorteddu di tutta Italia e del suo mondo e tutto. Dunque si viene con me e andiamo a conoscere questo laboratorio e questo museo con i gorteddus de Pattada. Ma prima di entrare in su museo, siccome la chiesa di Santa Sabina è bella di Aderus, entriamo su qua intro per vedere come è fatta questa filigresia di noi de Pattada. Andiamo su pari. E dunque si entrano in questo luogo di spanto. Saluti a Maria Rosaria, a Giacomo, di questa bella domo e questo bello laboratorio e museo. E museo. Culter. Benenni, a voi. Grazie. Dunque, mi pare già de anni a voi che si è aperto questo museo, no? De anni a voi, su 2011, che si idea proprio di querer fare una mostra per dare a vedere che si fa fino al suo mondo. Poi in noi, in Culter, ci sono i sgorteddus, i resoias, che fanno noi in Pattada, ma i arregotto tutto un modello dei sgorteddus italianus, europeus e del suo mondo. E del stesso mondo, Bella e in più cosa. fino su solteddus anticos. Dunque che il fidu aggiungere fino proprio su spezzos anticos per fare un percorso unico a dare a vedere da UE scominciato tutto e si fa che dove su mondo. Ma come è cominciata questa tradizione non impattata? Voi tanto su Sardegna conoscevo i gorteddus, i sarresoia e le pattate, ma è cominciato in noi o questa cosa è una cosa antica, nuragica? Da quando è cominciata questa storia? In realtà è proprio una cosa nuragica, che ha impattata, che su un uraghe lerno, e quando sono stato fatto questi scavos dalla soprintendenza, si sono visto che hanno agattato questa lastrasa e qui bevini questi stampos proprio per la fusione del bronzo. E poi sono stati agattati sul resto naturalmente dei solteddos, la spunta delle freccias, la lamasa. Però è una testimonianza che vedi già un centro di produzione Pattada. Sì. E dunque Rosatus è un'azienda, una ditta, questo gusto è un museo privato di questa famiglia Giacomo e tutto quanto. E chi ne lavora in questo laboratorio? Sì, il museo è il marito mio, che abbiamo cominciato 36 anni fa a fare il teddos, poi era preso da un mastro fra il Alzo Pattadeso. E quindi noi siamo appassionati, abbiamo cominciato, abbiamo deciso proprio di aprire la bottega. Però, che invece di fare solo fra i l'alzo, mentre si fa innanzi,
noi siamo spessati di valorizzare la resolza patadesa, sul teddu di pattata. Quindi, dando, noi siamo sempre facendo il teddu, se come che sono solfizzo nostro, spero che non danno una mano. E voi punti tra ballendi, se prendi esatto. una registrazione che ho fatto in laboratorio e tutto. E dunque, e noi in pattata arrivano po' sciogli questa grossità, tipo conosci sgorteddus, patatesus e del suo mondo, d'ogni che si sia persona, sarda, nazionale, internazionale, arrivini veramente dai 11 valtello, abbiamo il meraviggiamo il fino a noi, che non è dai zelta spalte il di suo mondo veramente atteso e non narrano che sono bene, lo apposta che conoscono il suo nome di pattata. Una bella cosa. E quindi è una bella cosa una che bella ne narra, che il suo nome effettivamente voi siete ispalto. Poi pattata è connota a me da tante cose, e poi tanti noi nasce padre Solle, padre Luca Cupeddu, Pedro Visurzi, dunque sì, una ida de poeta, una ida de poeta, ma poi padre Solle, padre Luca ha tenuto una vita di aderuso ispantosa, potevo andare. Però questo tempo sono in su 1749 e nasce, dunque a metà del su 1700, invece mi pare che a Pedro Visurzi fino del su 1707, dunque primo anno di questo secolo. E poi noi punti con notto su Cadderisi, punti bravo Cadderisi, noi punti delle sia qualità, in sa professione che va in tipo Santa Sabina, mi pare. Santa Sabina, che è la patrona proprio e porta da tutte banderas, bellas e tutto canto, e dunque c'è tradizione di canto a tenore, insomma pattata tiene bella cosa, e dunque è sgorteddus e tutto. E quando arriva su visitatori, strangio, sardo, quali si sia località, come sai di noi a vai conosci questa produzione, deita come sai generalmente? Sì, li andiamo a vedere su la produzione nostra, che gusta moderna, moderna, sai che facciamo e come. Fanno noi a parte la resolza che conoscono tutto, siamo andati a cliccare fino a sul modello più antico, che non si fa più, che viene dimenticato. Però lo siamo scelti di tornare a proporre che vede una cosa veramente interessante, che dunque, comunque è l'origine nostra. Poi te noi a pubblico punti sia gorteddus che si piegano in duso, invece si usa che tornava a fare moderno, punti fissi non si piega, non tendi. Moderno, però sono più antichi, che sulla maffissa impattata si fa già dai 1700. Se mantessi from dell'ama a Foggia e multa. Famoso, proprio una caratteristica del sulteddu pattadesu. Allunghiata questa allunghiata si punta proprio bene in evidenza. E dunque se in questa vetrina noi siamo viendo uno scanto corteddu fisso, poi questo su senza aneddu e con aneddu, no? Sì, che proprio si storia, si evoluzione, namo dai sulla maffissa, del 1700, su un passato, sui suoi primi anni del 1800, a su primo serramanico. Che vedi, abbastanza semplice come costruzione, non gighi a salchetto, in samanica, non gighi a balusaneddu, e poi sul 1850 invece si è inventata proprio la resolza, che in una manica assolutamente robusta, che in salco, in mezzo, vissato che sono ribadinoso, e il saneddu di abbellimento. Ecco, sul manico detto è fatto, è corro de mascio. In prevalenza è in corro de mascio, che este sughi dà più robustezza e più solidità di essa manica. Invece questo spettichetto si appunto ornamentali, su questo corteddello. Sì, questo è un'iscommessa a vedere in ditte misura si resessia da a scalare, no? Però rispettando sempre la stessa proporzione, e quindi è stato un trivaglio impegnativo. Dunque se invece singuri se oviendi a trascosa, sa lama più grussa, sì, che poi naturalmente ecco, a parte la produzione esclusiva pattadesa, che il fedofina baidarono paghezzeddu tesi faghia in tutta la zona e nel vestito fuori questo foggia antica che li narrano che non ha lama più larga che in pittaiana più schiattero per scolzare quindi sono scazzatori se questa vista lama sono scazzatori e mentre la pattadesa invece si impittaia proprio prodotto infatti se ste affrimmata no più il desusattero il modello certo. E poi dai gue che il fedofina
sperimentare from a noas e abbiamo il Giusto, brevettato, esatto. esatto, abbiamo il brevettato, 7 modelli, ci sono 1991. E futti gusto su? Sono gusti che sono esposti in questa vetrina e hanno caratteristiche esclusive che nessuno ha fatto. E infatti in tutta Italia solo noi possiamo fare questo modello se non sono numerato. Questo duso invece che si può noi? Questo due sono pronti a partire. Sono una richiesta di un cliente che ha chiesto appunto per un marito e muzzere, una dei due, una idea e perché le dobbiamo inviare, stiamo preparando su pacchettetto. Invece sì, noi c'è un filmato e tutto quanto che va a sul laboratorio, ma tengo un gana di birra, tengo questa grossità che conosci bene. Il gorteggio, potevo dire, pattata moderna, oggi, che però torna ai tempi antichi, con salama fissa, con il suo primo modello a serramanico e tutto quanto. E poi c'è avuto due piani, mi pare, in questa donna. Due piani, esattamente, due piani del museo e noi abbiamo esposto soltanto schieni dai 11 balti del suo mondo. E insomma andiamo a due con noi. Quando andiamo a vedere, passo prima a Deo, io andavo. E dunque, a questo, Maria Rosaria, il suo primo apposento che abbiamo a conoscere, come te un now, andavo su un giro in suo mondo. Come te che posato sei a Rennescio, a tenere tu questa bella cosa? Come te cominciare a questa ricotta? Questo primo apposento abbiamo scelto bonnes proprio soltanto schieni da 11 volte del suo mondo. Noi abbiamo pensato a questa idea di fare appunto un confronto in tutti i artigiani e tanto quando siamo andati a frequentare mostre a livello internazionale, in Parigi, in Cannes, eccetera, abbiamo appido modo di presentare il progetto nostro e di los invitare appunto a questa esposizione che vogliamo fare. E mai tanto nos hanno consegnato i spezzi già subito, altri invece nos hanno dato, ma noi sì, per questa cosa importante, vogliamo fare proprio noi direttamente, questa è una cosa che merita e quindi lo spediamo. E mai abbiamo fatto, poi non sono arrivato sul soltello, quindi abbiamo cominciato a catalogare tutti i spezzi, a dividere però continenti in questa sala, e quindi Europa, America e Asia, Africa e Oceania, e quindi abbiamo catalogato come tempo il fianende e scritto tutte le descrizioni precise, bronzi, il tetto che vedi, e abbiamo allestito questa mostra. L'idea proprio è scusa di dare a vedere, ecco, pattata è importante in questo mondo, abbiamo niente che viene da 11 volte il logo proprio di questo tempo. Però i tatti così vaghi di questo mondo, certo. E quindi, ecco. E poi questa è una tradizione, una moda, è un utilizzo di una cosa che sarebbe di cosa vita già in tempi antichi, in tutto il mondo, dunque è giusto. Ma c'è un gortello, uno stile, un modo che a vosaltros è piaciuto meda, non scivo, dall'Europa, dall'America, dall'Asia o Africa, Oceania, qual è sul gortello che a vosaltros, personalmente che sei esperto e conoscete bene questo mondo, qual è sul gortello che narrate? In questa parte del mondo c'è un gortello di adero bello che merita, quali è? No, non si può narrare che veramente un zuno è collegato a una tradizione, oppure a un'iniziativa dell'artigiano che l'ha realizzato. Noi schidotto zuno, ulteriore, tradizionale, come te potete essere sue pattata, ma i canto il degusto sono fatto proprio come ispirazione personale, una cosa artistica, una cosa artistica che l'ha infatti noi in Oceania abbiamo sull'Amasa tutto rafforata, questa è una cosa di importo. Sudafrica, su mantessi che sa fatta chissà conchiglia, chissà madreperla e vai. Su manico gusto. Su manico, salama sempre in ferro. Salama sempre in attalzo e di fascia scalidades, qualcuna potrebbe essere cesellata. Sono gli unici che possono essere strumento di tribaglio, sono i giapponesi che hanno una tradizione, una cultura. Infatti i giapponesi tengono in noi, se vendi, tutto il modello della lavorazione, del traballo che si fa, di può realizzare questo gortello. Appunto in noi in Asia, però in noi se vendi il lamasa e tutte le cose in passaggio su questa produzione. Dunque se in questo apposento c'è una bella cosa bella, ma è dedicato, mi pare, di un luogo, anzi proprio tutto un apposento a Italia. Italia, ecco, un apposento a tutto il mondo, però Italia per tornare a Domo, quindi noi spurgiamo
italianos e quindi abbiamo scelto da rabidere in modo più numeroso, ecco, i tevaghe sono artigianos, sono mastros italianos in qualsiasi regione. E insieme sono andato a due, accompagniami dopo. Dunque, se noi siamo in Italia, tutte le regioni italiane, ma mi sta vedendo una cosa, che questo cortetto su punti fatto su dei artigiani italiani, però punti ispirati, punti cose artistiche, ispirate a mancare a modello su derotto sul mondo. Fina, questi artigiani sono eschi ripropongono il tedo tipico della zona Isoro. Fagene, secondo il estro che ci conoscono, il tedo che possono essere noso, o frommas che non si sono mai idas, oppure ripropongono per esempio il tedo che possono essere in stile del giapponese o in stile degli americani, oppure fino in stile pattadese o galeccono. Dunque, se noi ci punti di ogni località italiana, abbiamo scelto di evidenziare una vetrina che so saldo, naturalmente, che so pattadese. Pattadese e sarda, e poi la vetrina artigianos o mastros che lavorano in qualsiasi parte in Italia e ognuno va che su lavoro ma i canto sconnotto su mantessi in tutto il mondo. Questo praticamente sono due pezzi unici. Ecco, cari punti, noi abbiamo castigliani in trend in noi, questa vetrina c'è uno scanto che dei pintessi di adero su in Portumano, poi da pubblica ce n'è uno che viene su Manico in Ambra. Su Manico in Ambra, le fornitura di argento, che qualcuno bada che inserto fino in oro. Oppure bisogno su corro di sugelfo tutto canti scolpito, oppure una lama per esempio quel fatta che su meteorite, quindi noi su verro sattalzo che possiamo impettare tutto ma questo è un pezzo unico proprio che è stato fatto a... E noi funzionati spocastiamo che non bende in nuda, ma sì, noi dobbiamo pensare che un po' di balli, un cortetto con un manico di aici bello in ambra, un sacro in oro, avorio. Dai 1.000 euro si sopra un pezzo in oro che va fino a pezzo di 2.000, 3.000, 4.000 euro, che sono proprio pezzi unico, irripetibili, che non si possono tornare a fare. Bene, è molto troppo bello di adero. E poi questa cosa bella è che ognuno dei artigiani che ha fatto questo raballo tenia una fantasia, un'ispirazione, un modello e tutto la possibilità di tenere materia prima per traballare e dunque i tafunti il lama, si funti tutto acciaio, tutto questa cosa. Talzo che non mai canta fatta in lama di Damasco per esempio, che esco a talzo fatto a estratto, forgiato, torna da pigiare, torna da scaldire, poi torna da pigiare e quindi sono per esempio questa schimpitaiana su samurai, sa scattanas e sono lamas impegnative da realizzare, un tripaglio lungo. E a parte questa lama abbiamo queste maniche che sono fatte in materiale che andano a sperimentare, per esempio avorio fossile, osso fossile di giraffa, ambra come te abbiamo innanzi. Sono esperimenti che fanno fare il tedo di poter impittare, però a suo stesso tempo diventa l'opera artistica vina. Anda bene. E dunque Mannau, Maria Rosaria, che sei cominciato a traballare corteddo già in 85? 85. E dunque state iniziando sei traballando, ma in questo museo che è aperto già da 10 anni oggi, dunque gente begna, gente a vedere tutte queste cose. Vosaltro fate vedere tutto sul mondo, su Italia, ita traballare vosaltro, sul laboratorio, tutto canto, ma poi in sul secondo brano, c'è una cosa di adero su dei spanto, poi si vottaise a 5 min su di questo traballo, no? E dunque tutte sfaina, che vegliano i santigos e tutto canto. E devo ma voglio fare vedere ai nostri spettatori commenta e concordava questo museo in parte del suo. Potevo andare? Potremmo andare, poi da dove è spaltito tutto. Andavo a sapere come è cominciata questa storia, questa tradizione del cortello, non impattata, ma penso in quale sia loro. Andavo. E dunque se noi uno scatto vetrinas, modelli antichi, cominciamo su dei gali periodi. La prima vetrina è usata battata naturalmente, dai 1800 anzi fino a 1700 la bestia sa corre nella mafissa che fosse l'unico esemplare, l'unico pezzo che non è restato
da rabidere che si faghiano già da tanto sul teddo. Sa fromma, come la vediamo che è scambiata, che naturalmente a forza di impittare e di tornare a cuttare, salama si è consumita e viene arrestato veramente poco. Però questo spezzo minore del lama all'uoe sono accutto su una meraviglia e segano come si cagliano 200 anni al fare. In uno scatto corteddo senti salama vini poi a fuori da cuzzai da cuzzai dunque sì. E quindi andando sul teoe ma i canto se lo pone in vetrina e l'impittano una di nono però non mai innanti sul teddo fini veramente strumento di travaglio su pastore lucichia da imbusciacca da su manzana su zero e poi che lei ha impittato tutta la vita lo lasciai da suo vizio proprio diventai fino un buon augurio mentre li narrere e ha tribagliato tutta la vita quindi ti auguro di seguire il suo tribaglio. Certo. E in più che su mantessi tempo vedi uno pezzo sempre del valore, no? Quindi una sorta di date proprio. Certo, forse annao, del 1700-1800, come si sarà reso a termine tutto questo corteggio antico? Questo siamo scontattati alle famiglie di Patadesas che qualcuno non l'ha chiesto proprio donare al suo museo e hanno detto inessi schimus che la memoria nostra resta in una vetrina che sono sul teddo e del bello che la gente può dire. Qualcuno invece è nato con bagliata l'uerede se vai bollo lasciamo allo esponere canto tempo scherides però sa proprietà resta da questa famiglia quindi qualcuno vidente comunque però non queria da mancare a questa esposizione che queria essere chi sospezzo e dunque in questa esposizione questo brano sull'ultimo brano sul secondo ci sono tutti i corteggi antichi su tutte le cose del massaio traballo del massaio un frace tutto canto vogliamo scherzo da rabidere ecco sul teddo però chi è impittaia sul teddo e tatterus impittaia in questo tempo che a fine tempo di un tribaglio diverso dai soschi di musoe e quindi che sono fino a sos attrezzi che si impettiano dai massaggi e pastori fino a scosa dei pastori vince scosa poi ci va sei sora una trunfa e tutto e noi si rialzi più poi come te questi più poi ma abbiamo scoperto che abbiamo canto un numero nella seconda della zona della Ida comunque una trunfa sul mondo dei pastori e noi ci puntiamo tutto il leppa mannasa e tutto canto poi fine si stampa stiamo recuperato ecco si può vedere per esempio i pastori che archibuzzos e però a me una cosa che mi piace a biri a fare biri telespettatori sul canale 172 su Deia che sconvidaus a venire noi a fare una visita diretta con conoscere meglio tutto questo mondo noi ci contaus ma in televisione noi sappiamo cosa che venesi noi con dei biri di adesso su come nasce un corteggio un laboratorio e quali possibilità di esposizioni e di conoscenze accese in tutto questo mondo ma una cosa che mi piace in me e tengo me la curiosità è questa dei biri come tutto è cominciato come ti mannavo prima e dunque si è arrivato su tempo nuragico e ci punto uno scanto fotografie esposizioni e dunque se noi andavo a fare biri agli spettatori e tutto. E dunque, se questa è l'ultimo aposento, dunque, accabais in noi la visita con i turisti, con i visitatori. Da noi è partito tutto, vini di noi è cominciato tutto. Ecco, dunque, prima di arrivare però a origine tutto canto, mi piaceva a me da questa cosa che tenesi in noi, questa è una mola antica. Una mola antica. Ma non è cosa sarda però questa. Non è cosa sarda, però a tornare a San che comunque sul teddu è patrimonio di tutti gli abitanti del suo mondo, questa arrivi da una regione italiana, le Marche, e in noi questo signore, un visitatore del suo museo, ha comprato un casale. E poi è venuto a visitare il suo museo, è sicuro, e nos ha dato, ha pagato, in questo modo ha comprato una mola antica, deve essere del 1700 sicuramente, o primissimo proprio anno del 1800. Sì, non vuol dispiacere, devo regalare, mi pare proprio funziona che ancora, gira. Funziona, gira, sa vedra originaria, esatto, che...
Ne ho fatto calare dopo, ma già e poi ci si cadò. poi da fatta andare girando a Sattrabati, invece non si buono, si bigliano. Ma giusto per dare a bide se chiesto un meccanismo a buono. Dunque, e noi si usa ribauso appunto sul luogo a un dirotto nasce sa verda, tutto il materiale minerale, se tutto canto e poi su ferro, no? E su ferro. Poi cominciai a traballare. E noi tenesti in esposizioni tutte queste cose che appunto stampate in questi cartelloni, sai? Sì, prima la saiamo su e come la si sta valutando la soprintendenza invece. E dunque la tenesi fotografie? Noi siamo lasciati la documentazione in stampa di tutto su questo stato praticamente, su chi si è scattato in questa zona devattata. Che già Gimbo si mizzo a Nolfagede che ha produzione de pedra, quindi selce, ossidiana. Questo può fare in manico su però sallamasa prima vini in pedra e poi salmanica sono state aggiunte a posti. Poi si è arrivato a Poi si è arrivato a Brunzo che abbiamo usato matrice se fino a desafusione, quindi in tutta la zona a gusto, e poi arrivando a Soverro bisogna descrivere fino a che patata è stata costruita sopra di un giacimento di ferro. Quindi anticamente che veniva fino a Salminiera proprio lì questa estrazione che poi chi su tribaglio. Quindi è possibile che su ferro della zona impari a soscorrere dei solmacci che vieni sul territorio o siano stati impittati tutto per fare che risultato adesso. Bene, questa è un'altra cosa bella, una bella storia, no? Di questo luogo ed essa Sardegna e tutto, questa questione appunto dell'Empus Anticus a 2 milioni e passa di anni a oggi, dunque è una cosa di adesso su importo per tutta storia sarda e tutto canto. Dunque, devo dare grazie a Maria Rosaria, a tutta la famiglia Giacomo che traballa in questo mondo bello dei Gorteddus e dunque te resoie, si riauso di Aici e convidiamo tutti i spettatori nostri a venire noi impattata, ma invece che noi si vuole seguire ancora in televisione, stasera che bene di domenico, dunque sempre in ora di Ammerì, noi siamo a portare in domus dei Sardus un altro museo. Quest'olta si andava noi su Monteacuto, già la zona del Logudoro, Monteacuto, e usandai in su Sulcis, dunque savati bascia questa terra cosa nostra, e usandai a conoscere un museo che è troppo bello, questo museo dei Sumari, e dunque da Muma a Sant'Antioco, che è un'isoletta in Sisola di Sardegna, giustamente do pianta pensare a Sumari e tutte cose dei Sumari che andata servita come a ruga può arrivare in questo luogo. Dunque in sul museo Muma abbiamo scoperto tante cose belle e si convidava a si chiede stasera che bene. Poi torrò grazie a Maria Rosaria, a famiglia Giacomo e a vosaltros che si è seguito con pazienza ogni domenica. Grazie a tutti, a Sibiria. Voi ci siamo, Stan. Saludos a tutti. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.